Massima l'attenzione sul coronavirus in Veneto, attivata la task force regionale, sarà l'azienda ospedaliera di Padova il centro di riferimento. Apprensione nelle scuole tra genitori e insegnanti per il ritorno in classe di alunni che hanno trascorso un periodo in Cina. L'assessore regionale Donazzana, accertamenti prima del rientro a scuola. Gli effetti dell'epidemia da coronavirus sul mondo delle imprese veneti, tra filiali chiuse, trasferte rinviate e psicosi. A Sacile gli operai bloccano un container proveniente dalla Cina. Autonomia del Veneto, oggi a Roma l'audizione del presidente Zaia alla commissione parlamentare per le questioni regionali. Il governo vari subito l'intesa, per i veneti la misura è colma, ha detto il governatore. Dolore e sconcerto alla scuola elementare frequentata dalla piccola Emma, morta a 10 anni per una rara complicanza dell'influenza. Supporto psicologico per i compagni, per domani prevista l'autopsia. La carrozzeria di Via Giustizia a Mestre, presa di mira dai ladri un'altra volta, la 14ª in 6 anni. Lo sfogo del titolare: non ne posso più, siamo stati dimenticati. 98 anni, reduce di Dachau, Enrico Banzini, padovano d'adozione, ha ricordato in questi giorni la sua prigionia per 60 anni, non ha avuto il coraggio di parlare dell'orrore vissuto. Buonasera, ben ritrovati con una nuova edizione del telegiornale regionale di Antenna 3. Massima dunque l'attenzione sul coronavirus in Veneto, già attivata come da indicazione del Ministero della Salute. La task force regionale, sarà l'azienda ospedaliera di Padova il centro di riferimento. Nessun caso di coronavirus per ora in Veneto, ma l'attenzione delle autorità sanitarie della regione è massima. Operativa la task force regionale, un coordinamento con compiti di monitoraggio. Coordina tutti i dipartimenti di prevenzione, i reparti malattie infettive, tutte le unità che ci sono, le aziende sanitarie di tutto il territorio regionale. C'è quindi un'attività molto intensa, cercando di dare le istruzioni necessarie in caso si dovessero verificare appunto casi. Sarà l'azienda ospedaliera di Padova il centro di riferimento regionale cui saranno indirizzate le richieste del numero attivato dal Ministero della Salute. Massima attenzione, allerta massima, però cerchiamo anche di non creare allarmismi e preoccupazioni. I cittadini possono stare tranquilli e continuare con la vita normale. È chiaro che se ci dovessero essere dei sintomi, e sappiamo che sono i sintomi di un'influenza però ripetuti, febbre, problemi alle vie respiratorie eccetera, in quel caso è bene contattare il proprio medico di medicina generale. Noi abbiamo già anche qui con i medici di medicina generale già instaurato un tipo di comunicazione, di informazione, oppure chiamare appunto le istituzioni sanitarie. La parola d'ordine resta quella di bloccare ogni possibilità di contagio. Attivato dall'Università di Padova un numero di riferimento per docenti e studenti di rientro da paesi interessati dal contagio, controlli sanitari rafforzati negli aeroporti. C'è un'attenzione messa in pista sui maggiori aeroporti nazionali a livello appunto di Ministero della Salute, ma anche i nostri insomma sono monitorati e le nostre aziende sanitarie di riferimento insomma sono molto attente e molto vigili anche in questo caso. Intanto sono più di 170.000 i veneti colpiti dall'influenza. Il picco è previsto per la metà di febbraio. 6 casi gravi, tutte persone che non erano vaccinate. Di coronavirus si parla naturalmente anche nelle scuole, dove c'è grande preoccupazione per il rientro in classe di alunni che hanno trascorso un periodo in Cina. Io sono per dire che insomma prima di rientrare a scuola si deve accertare che tutto sia sereno. Un controllo attento degli studenti di rientro dalla Cina prima del loro ritorno in classe. Interpreta la preoccupazione di famiglie e mondo scolastico l'assessore all'istruzione della regione Elena Donazzan, invocando massima prudenza per tutelare i ragazzi dal coronavirus. E tutto questo mentre da 2 giorni anche in Veneto è stato abolito il certificato di riammissione a scuola di bambini e ragazzi assenti per malattia, provvedimento accolto con favore dai pediatri. È anacronistico e finalmente è stato eliminato anche in Veneto questo tipo di... è un aggravio burocratico e basta. Ma per Donazzani il certificato sarebbe anche troppo poco. Oggi bisognerebbe pensare a una quarantena, al tempo erano 40 giorni, ma io credo che i medici decideranno qual è il tempo congruo, ma dobbiamo mettere in sicurezza i nostri confini. Genitori ma anche presidi in prima linea per capire cosa fare a livello nazionale come locale di fronte al rientro di studenti che hanno trascorso periodi in Cina. Il messaggio ai colleghi è di non contribuire, diciamo, ad allarmismi allo stato attuale
per quanto capiamo non c'è motivo di preoccuparsi. Dobbiamo distinguere quello che è il caso sospetto, cioè il bambino o l'adulto che ha una sintomatologia acuta respiratoria grave da richiedere un ricovero e che abbia la presenza nei 14 giorni precedenti dalle zone cinesi, soprattutto della zona di Wuhan. Non è detto che un bambino, perché provenga dalla Cina, ma se non ha nessuna sintomatologia, sia un bambino malato o che possa trasmettere, a quello che si sa al momento, la malattia, la patologia. I risvolti economici non indifferenti sono causati dalla diffusione del coronavirus. In provincia di Belluno il settore più interessato è quello dell'occhialeria. Luxottica e Safilo hanno prolungato la chiusura dei loro stabilimenti per il Capodanno cinese fino al prossimo 10 febbraio. L'emergenza coronavirus non è circoscritta solo all'ambito sanitario e inizia a produrre i suoi effetti sull'economia. Il mercato cinese è strategico anche per l'export bellunese, che ha nel settore dell'occhialeria il suo core business, e i primi contraccolpi si sono subito fatti sentire. Luxottica, che a Gaobu ha un polo di produzione con 3 stabilimenti e un centro di distribuzione, ha prolungato la chiusura delle fabbriche fino al prossimo 10 febbraio, ben oltre il periodo tradizionalmente osservato per il Capodanno cinese. Sospese le attività di vendita nell'epicentro dell'epidemia Wuhan e a Hubei e bloccate le trasferte da e per la Cina. Stessa situazione per Safilo, che ha uno stabilimento produttivo a Suzhou e gli uffici commerciali a Shanghai. I timori per i risvolti negativi causati dall'epidemia sono forti e per l'economia mondiale già si parla di pandemia. Pagano già i titoli quotati alle borse di Shanghai e di Hong Kong, sofferenti quelli scambiati a Tokyo. Il comparto più colpito è quello del lusso e l'occhialeria è uno di questi, con un giro d'affari stimato in provincia di Belluno in oltre 203 milioni di euro. Ma, spiega la Camera di Commercio di Belluno Treviso, il mercato cinese è importante anche per le aziende della gomma plastica e dei macchinari. Grazie alla Cina, lo scorso anno l'export di macchinari è stato pari a un più 115%, 64% il balzo in avanti del comparto gomma plastica. E ora sentiamo invece il racconto di 2 giovani in vacanza in Cina nei giorni proprio del picco di coronavirus. Nessun pericolo al momento, ma pare di girare in una città fantasma, raccontano, e torneranno a Venezia in anticipo. È il racconto in presa diretta nel cuore della grande emergenza, quello che il veneziano Roberto Barbini del Lido di Venezia e la fidanzata Wao Xiu ci delineano inviando alla nostra emittente dei video dalla Cina, dove si trovano in vacanza proprio nei giorni dell'emergenza coronavirus. Trovo Qinhuangdao, una città a 240 km da Pechino, circa 1400 km dall'epicentro del virus, la città di Wuhan. Mi trovo all'esterno di un centro residenziale di 6.000 persone circa, questa è una delle 5 entrate, lo potete vedere, ed è stata chiusa, sono state chiuse 4, ce n'è solo una aperta, ti fanno controlli per la temperatura, quindi nonostante la distanza ci sono misure di sicurezza molto ferree. Il reportage prosegue. Supermercati, ristoranti, negozi vari, completamente chiusi, pochissima gente in giro per le strade e rigorosamente con la mascherina. Sono arrivati in Cina lo scorso 19 gennaio per festeggiare il Capodanno cinese a casa della famiglia di lei, laureatesi all'Accademia delle Belle Arti di Venezia. Molto probabilmente rientreranno in Italia in anticipo. Questa è la situazione a Qinhuangdao, è una città da 2,5 milioni di persone. Sembra una città fantasma. Strade semideserte e popolazione chiusa in casa per evitare ogni rischio di possibile contagio, controlli e posti di blocco anche per chi è in auto. Qua macchine, persone, a tutti viene controllata la temperatura. E dopo ore di cammino finalmente si riesce a trovare qualcosa di aperto. Questa è una farmacia, ovviamente qua si può mangiare qualcosa, ma nonostante questo, come vedete, sono praticamente vuoti. Mentre nella via principale della città tutto tace. Poche macchine che passano e nessun passante. Voltiamo pagina, torniamo a parlare dell'autonomia del Veneto, perché oggi a Roma c'è stata l'audizione del presidente Zaia alla Commissione per le questioni regionali. Io non vengo qui a polemizzare, a me interessa portare a casa l'autonomia.
se non altro per un motivo. Vorrei ricordarlo a tutte le forze politiche che in Veneto 2.328.494 leghisti non ci sono. Nel senso che tutti hanno votato per l'autonomia. Non usa mezzi termini il governatore Zaia e continua a ribadire che la bozza di intesa c'è ed il Veneto, per storia, parametri e virtuosità, deve candidarsi a gestire in maniera solida l'autonomia nelle 23 materie richieste. Audizione stamani in Commissione parlamentare per le questioni regionali in merito all'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato. Ad ora, 830 giorni dopo il referendum promosso da 2.328.000 veneti, la situazione è di stallo, lo ribadisce l'ex ministro agli affari regionali Erika Stefani. Penso che i lavori per casa la Regione Veneto li abbia fatti compiutamente e che se fosse per la Regione Veneto, per l'impianto che è stato dato alla proposta, che era la proposta che avevo elaborato anch'io all'interno del Ministero degli Affari Regionali al tempo, si potrebbe benissimo fare, basta che ci sia la volontà politica. Rispondendo ai parlamentari, Zaia incalza, sottolineando come ora il Veneto si aspetti che la partita dell'autonomia riprenda, consapevole, ribadisce, che al Parlamento spetti il compito di approvarla. Non è neanche colpa della mia regione o di qualche altra regione se da noi le cose vanno meglio. Molto probabilmente qualcuno ha avuto un comportamento più virtuoso. Non è possibile che la mia regione non abbia, su 570 comuni, non ha un comune in dissesto e ci siano regioni in giro per l'Italia, ne cito una, la Calabria, che ha un comune su 2 in dissesto finanziario. Non ce l'ho con la Calabria, ma ce l'ho con chi comunque ha portato in queste condizioni questi comuni. E penso che questo sia il nostro dovere, risolvere il problema. L'unica soluzione è l'autonomia. Spero che arrivi la risposta, Presidente Corda, perché i veneti dicono solo che la misura è colma. Una donna di 78 anni, siamo alla cronaca, è morta in un incidente avvenuto a Verona in corso Venezia. La sua auto si è scontrata con un'altra macchina, l'impatto è stato violentissimo e la donna è morta all'istante. Inutili soccorsi dei sanitari del 118. Queste le prime informazioni sull'incidente avvenuto davvero poco fa. Domani mattina verrà eseguita invece l'autopsia sul corpo di Emma Vitulli, l'alunna della scuola elementare di Lanzago di Silea nel Trevigiano, deceduta con ogni probabilità a causa di un'encefalopatia, rarissima complicanza dell'influenza. Nel frattempo nella scuola si attueranno delle misure di supporto psicologico per i bambini. Domani mattina all'ospedale Caffoncello di Treviso verrà eseguito l'esame diagnostico sulla salma di Emma Vitulli. Solo dopo si avrà la certezza che il decesso della bambina di 10 anni sia dovuto, come si pensa, ad un raro caso di encefalite acuta necrotizzante. Un evento raro, imprevedibile. Ad oggi si sono riscontrati poco più di 100 casi al mondo, che ha scosso i medici e gli infermieri che in ospedale hanno assistito la piccola Emma. Sì, ha colpito tutti gli operatori, veramente tutti gli operatori sono rimasti molto colpiti, sia medici che infermieri, tutto il personale che ha assistito la bambina. Purtroppo è stata una complicazione descritta in letteratura, però così rara e soprattutto che si è evoluta in maniera così veloce e così drammatica che ha lasciato tutti stupefatti e senza parole. È scongiurato ogni rischio, precisa il dottor Formentini, per gli altri bambini che frequentano le stesse classi. Silea è una comunità affranta, così come la scuola elementare di Lanzago che Emma frequentava. Nel plesso, in collaborazione con l'amministrazione comunale, si attueranno delle misure di supporto psicologico. Adesso troveremo il modo, le modalità, le forme, anche con il consenso sempre delle famiglie, proprio per sostenere con delle attività mirate proprio a livello educativo nelle classi i bambini in questo percorso, insomma, che li porterà nei prossimi mesi. Adesso siamo nella fase di accettazione, poi ci dovrà essere la fase di elaborazione, di rielaborazione di un lutto così improvviso della loro compagna. Tra l'altro Emma era una bambina speciale, era una bambina solare, una bambina generosissima, è una bambina intelligente, una bambina d'oro, ecco, quindi diciamo che la sua mancanza è veramente molto 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 sentita da tutti i bambini, ma da tutta la scuola, La data del funerale è ancora da stabilire, ma la scuola, in accordo con i genitori, vorrebbe far sentire la propria presenza, così da consentire ai bambini di dare un ultimo saluto alla loro compagna.
Ora andiamo a Mestre con la carrozzeria di Via Giustizia presa di mira dai ladri per l'ennesima volta. Lo sfogo del titolare ai nostri microfoni: non ne posso più, dice, siamo stati dimenticati, qui non c'è alcuna sicurezza. 14 furti in 6 anni, è accaduto un'altra volta questa notte qui all'autocarrozzeria Moderna in Via Giustizia a Mestre. È successo poco dopo mezzanotte. Rotte 2 vetrate, scassinati distributori automatici, pneumatici lanciati tra i rovi. Il titolare, sul posto da quasi 40 anni, è disperato e molto arrabbiato. Ormai sono i danni stimati che guardavo stamattina, ormai siamo passati i 400.000 euro, non è possibile che noi lavoriamo per pagare i danni fatti da altra gente, perché in Via Giustizia, proprio in Via Giustizia bisogna dirlo, non c'è sicurezza, perché qui non c'è sicurezza né, come si può dire, per la gente che vive qua, ma neanche sicurezza se succede qualcosa, perché non abbiamo niente, siamo stati dimenticati dal mondo. In 6 anni, evidenzia Favaretto, non è stato fatto nulla nonostante le segnalazioni e le numerose manifestazioni cittadine per sollevare il problema. Si tratta infatti della stessa via in cui si trova quella che fu denominata la Casa degli Orrori. Io non riesco a dormire la notte, la mia famiglia non dorme la notte e io non posso lavorare per pagare i danni, non riuscire a vivere. Penso che anch'io ho bisogno di vivere come qualsiasi persona normale. E dopo c'è un'altra cosa da dire: se noi molliamo tutto, qui ci sono 20 famiglie che vivono e 20 famiglie che mangiano sull'autocarrozzeria Moderna perché lavorano qua e vive tutta la sua famiglia. Penso che sia una cosa che ha una certa dignità. Anche le istituzioni, dice, non muovono un dito. Ha scritto al sindaco Brugnario e al prefetto Zappalorto, ma nulla. Dimenticato da tutti, perché da stamattina non mi ha chiamato nessuno. La polizia è venuta qua più di qualche volta, però tutti quelli che mi hanno dato una mail non mi ha chiamato nessuno. Io mi sento dimenticato. Io a questo punto posso dire la verità: mi vergogno di essere italiano. Qua per risolvere ci vuole l'esercito in strada, non c'è niente da fare, bisogna fare vigilanza su questa via. Questa via, da quando è stato chiuso il sottopasso, che è solo pedonale, la gente viene qua, c'è una casa abbandonata, l'ex Falegnameria, che vanno a dormire là, perché anche ieri sera alle 5 è intervenuta la polizia, che saranno state una ventina di persone, li ha riconosciuti tutti, però dopo alla fine dormono là, alla mattina escono, ma questi qua non si sa cosa fanno. Io adesso non voglio incolpare nessuno, però voglio che qualcuno si metta nei miei panni. 14 furti, io ed il mio figlio, che non sappiamo più cosa fare. Bisogna aumentare l'illuminazione, mettere le telecamere, fare tutte queste cose. Penso che le tasse le paga anche Via Giustizia, o Via Giustizia deve morire, perché se deve morire ce lo devono dire, non paghiamo più le tasse. Ci fermiamo per qualche istante, torneremo con altra cronaca tra poco. Di nuovo in diretta, edizione del Veneto, dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo della rapina per un pacchetto di sigarette nel centro storico di Padova. Un tabaccaio è finito in ospedale, il malvivente è stato arrestato pochi minuti dopo dalla polizia. Che ormai Padova secondo me è fuori controllo sotto questo aspetto, quindi sono preoccupato. Erano le 10 del mattino quando, in questa tabaccheria di via Monte di Pietà, la strada che collega Piazza dei Signori a Piazza del Duomo, entra un giovane tunisino. Prende un pacchetto di sigarette, poi fa per uscire. Il tabaccaio chiede i soldi. Di reazione, il tunisino lo minaccia pesantemente. Chiama la polizia e ti vengo a cercare e te la faccio pagare. Tutto accade in pochi minuti. Il tabaccaio chiama il 113 e poi si sente male. La polizia arriva e grazie alla descrizione fornita individua il probabile rapinatore a poche centinaia di metri dal negozio in Piazza delle Erbe. Il tunisino viene fermato ma oppone resistenza, il tutto sotto agli occhi delle centinaia di persone che affollano ogni giorno la zona a ridosso dei banchi del mercato. Per l'uomo, senza fissa dimora e con una lunghissima sfilza di precedenti, scatta l'arresto. Addosso gli agenti della questura gli trovano una lama per cui sarà denunciato. Nel frattempo il tabaccaio, dopo una visita al pronto soccorso, viene dimesso. Un altro episodio di violenza che fa salire la tensione in città. Per carità, ma proprio amati, guarda, non si può più, questo mondo proprio male. Sì, bello, molto bene, continuiamo così, non potremo più uscire, basta. Cosa possiamo fare? Li prendono, li mettono dentro, poi li mettono fuori, li premiano, messi premio,
tutelati, coccolati, difesi, compresi, amati, mentre il povero disgraziato è boicottato, annientato. Pina di tutti i colori qua a Padova, di violenze sulle auto e il resto. Non si può più vivere, non si può più vivere. Veniamo qua in giro anche se siamo in centro, ma ne capita di tutti i colori. C'è anche un ciclista di 42 anni residente a Codognè nel Trevigiano tra i denunciati nella maxi operazione contro il traffico di doping portata avanti su scala nazionale dai carabinieri di Ascoli Piceno e dal NAS di Ancona. Nel corso di 55 perquisizioni in 30 province italiane, tra cui Treviso e Padova, sono stati sequestrati migliaia di confezioni di farmaci dopanti, tra cui nandrolone, testosterone, ormone della crescita e steroidi anabolizzanti. I militari hanno stimato che il giro d'affari fosse di oltre 500.000 euro. L'uomo di Codognè è stato quindi fermato e denunciato. E il prefetto di Verona, Donato Caffagna, ha notificato un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti di 2 società scaligere intestate a un imprenditore già colpito nel dicembre 2019 da un analogo provvedimento e ritenuto vicino a clan camorristici del Casertano. I provvedimenti giungono a conclusione di un'indagine che ha evidenziato un'articolata rete di interessi economici non solo nel territorio di Verona ma anche in altre province del nord e centro Italia, in capo a un soggetto già coinvolto in diversi procedimenti penali. Il modus operandi del gruppo è apparso orientato ad acquisire disponibilità economiche provenienti da attività illegali gestite da personaggi collegati alla criminalità organizzata campana e ripulirle investendole nell'acquisizione di attività economiche apparentemente lecite. Cambiamo tema, 98 anni, reduce di Dachau. Enrico Vanzini, padovano d'adozione, ha ricordato in questi giorni la sua prigionia, lui che ha taciuto quell'orrore per 60 anni. Io ho lasciato tutta la mia gioventù e ho lasciato metà della mia vita là, perché pesavo 86 kg quando mi hanno preso in Grecia e sono arrivato a casa ne pesavo 29,300. Enrico Vanzini, classe 1922, artigliere in Grecia, internato dopo l'8 settembre in Germania, condannato a morte, pena poi commutata nella prigionia nel lager di Dachau. Ci ha messo 60 anni a rompere il silenzio. Originario di Varese, dal campo di concentramento tornò devastato, l'ospedale più vicino era a 25 chilometri. Mio padre, pensate, con un cavallino e un biroccio a 2 ruote mi portava, mi chiamava al mattino alle 4 e mi diceva: forse Enrico bisogna andare perché che sei venuto a casa, non voglio che rimani, no, adesso che ti porto al cimitero, voglio che resti con me. Di quello che aveva patito non parlava. Io non gli ho mai raccontato quello che veramente ho passato, perché c'avevo anche la mia mamma che non era tanto in condizioni di salute. Lavoro l'ha trovato in Veneto, a Trebaseleghe, in una cantina, e qui è venuto a vivere a Santa Croce Bigolina, poco lontano da Cittadella. Il padrone mi ha detto: bevi vino? No, per carità, sono astemio. Allora domani vieni qua che sei già assunto. I sacrifici per la moglie e i figli, ho fatto tutto per loro, dice. Il comune di Padova e quello trevigiano di Vedelago lo hanno voluto cittadino onorario, a sostenerlo nel lager la profonda fede. Ho schivato 2 o 3 volte la fucilazione, no, e quindi io dico la verità, no, io ringrazio molto, no, chi mi ha dato la possibilità di tornare a casa, che è all'alto. E ritorna questa sera su Antenna 3 alle 21:15 la Zanzega, puntata dedicata a Treviso, come non l'avete mai vista, dalla cattedrale al Palazzo dei 300, la biblioteca capitolare e le canoniche, la loggia dei cavalieri, le osterie, la storia del tiramisù e ancora le pescherie, la città sotterranea, i canali, le porte rinascimentali, il museo di Santa Caterina, i vicoli cari a Giovanni Comisso e la famosa Soppa Coada. Appuntamento dunque alle 21:15 su Antenna 3. E subito dopo i nostri telegiornali invece torna l'appuntamento con 20:10. Si parlerà di turismo e non solo. Ospiti in studio Federico Caner, che è assessore proprio di questo comparto in Regione Veneto, e Alessandro Berton, presidente di Union Mare Veneto. È tutto, grazie per essere stati con noi. Io vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci.
Benvenuti al Meteo. Il mese di gennaio ci saluta con un tempo generalmente stabile e con un clima insolitamente mite per il periodo. Il dettaglio dunque della giornata di venerdì. Sul Veneto ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso. Nelle ore più fredde della giornata, dunque in mattinata e in serata, sarà possibile qualche foschia sulle pianure. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece fino a 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia, Giulia, bel tempo con più sole al mattino, cielo via via più nuvoloso invece a partire dal pomeriggio, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 1 e 8 gradi, massime tra 10 e 12 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige con sole prevalente, vedete, su tutti i settori. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 12 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.